si pensava che, come dire, l'ultima ribellione dei giovani fosse quella del 68, qui abbiamo invece forme degenerate di ribellione che appunto non hanno più nulla dal punto di vista né ideologico né politico, ma sfociano appunto nella violenza, nella piccola violenza, nella violenza fine a se stessa, e che denuncia anche una povertà familiare. Analisi lucida e diretta per i fatti di oggi. I paesaggi di Jesolo, i baby ricattatori di Vittorio Veneto, la rissa di Montebelluna raccontano, al di là della cronaca, un grave problema che colpisce la famiglia. Al fatto che molti genitori non sanno o forse non vogliono sapere dove si trovano i figli a determinate ore, soprattutto della notte, con chi sono, cosa fanno, che gruppi frequentano e così via. Questa la trovo non solo una deresponsabilizzazione grave del ruolo genitoriale, perché genitore non significa solo generare biologicamente, ma significa anche generare educativamente, ma lo considero anche uno sfilacciamento dentro la famiglia, all'interno della famiglia, nel rapporto genitori-figli evidentemente, e che poi si riverbera in uno sfilacciamento più generale nel rapporto con le giovani generazioni. Tutto, secondo Filippi, legato all'idea di una società piatta. Facendo un po' di facile aritmetica, se questi ragazzi grosso modo hanno un'età attorno ai 15 anni, i loro genitori dovrebbero essere grosso modo nati attorno al 1970, i conti tornano, cioè siamo nel pieno post 68, nel pieno della cosiddetta decostruzione delle gerarchie, della famiglia tradizionale e così via. Ammetto, fare i genitori oggi è diventato più difficile anche perché c'è una società, un eco sociale attorno che non aiuta a fare, che è oggettivamente diseducativo. Penso solo alle nuove tecnologie, cosa significa internet, i social, eccetera. Credo moltissimo ai corsi di formazione non solo per le coppie, per chi vuol far essere coppia, ma anche per chi vuole essere coppia genitoriale. Credo moltissimo che questo possa essere una scuola, intendo scuola così in senso lato, di riflessione su un ruolo che, ripeto, oggi è diventato più difficile e meno scontato rispetto al ruolo che avevano i nostri genitori 50 anni fa.